Bene, ci troviamo con mister Marco Marchetti, 0-0 terminata la partita contro il Portogruaro. La stagione scorsa si era entrambi in promozione, proprio qua insomma, il Portogruaro aveva ottenuto la promozione. Oggi ci si ritrova in condizioni di classifica però diverse e in eccellenza. Però in campo, specie nel primo tempo, si sono viste due squadre alla pari. Sì, Lei come commenta questa partita? sono sicuramente soddisfatto di tutta la partita. Noi sapevamo che c'era da soffrire, però se devo dire la verità avevamo anche voglia di dimostrare che il momento della classifica non pesa e che noi possiamo fare anche buone cose propositive sul campo per poterle vincere le partite. Per cui noi abbiamo affrontato il Portogruaro con l'idea di fare la nostra partita, sapendo che nel momento in cui un po' di fatica arrivava e qualche cambio loro di peso si è aggiunto e avremmo dovuto soffrire. Sì. Però ci sono state delle opportunità alla fine nelle mischie, ma noi abbiamo preso un palo al primo tempo, abbiamo creato delle difficoltà giocando palla a terra, per cui sono soddisfatto soprattutto perché è la prima partita che non prendiamo gol. Sì, infatti E questo dal mio punto di vista deve essere un punto di partenza. Fatto contro questa squadra qua poi... diciamo che finché avevate gamba avete retto non bene benissimo, avete imbrigliato in pratica il Portogruaro, non ha trovato sbocchi, poi nel secondo tempo forse anche un po' a corto di ricambi, penso... Sì, noi non abbiamo il peso che hanno loro davanti, per cui nel momento in cui qualche palla si alza noi non riusciamo a farla stare sul campo avversario, questa è la differenza. Finché noi riusciamo a tenere un gioco palla a terra siamo in grado di giocarcela, di creare dei problemi. Nel momento in cui serve anche calciare lungo perché l'avversario ti sta mettendo sotto pressione, purtroppo noi non abbiamo questa fisicità e questa capacità, per cui molte volte la palla ritornava subito in loro possesso e in quel caso là devi rimanere più basso e soffrire là. E quel che conta è il risultato finale, voi incamerate un punto, un 0-0, Portogruaro è stato molto pressante e ha fatto diversi calcio d'angolo alla fine, ma non ha prodotto il gol, insomma il risultato che speravano. Partita come ha detto lei è positiva, la classifica insomma non bisogna guardarla anche se è una partita a testa cova. Il punto non cambia niente, noi dobbiamo guardare la prestazione contro questa squadra qua che chiaramente sappiamo che giocherà fino alla fine là davanti, per cui dobbiamo sentirci forti della prestazione e basta, il punto non ci aiuta più di tanto. È chiaro che noi abbiamo bisogno di vincere le partite, però è anche da presuntuosi pensare che oggi fosse la partita dove la vittoria, è chiaro che cerchiamo di giocarla con l'idea che partendo alla pari si può vincere una partita, però chiaramente si deve accettare un pareggio contro questa squadra qua che abbiamo incontrato. Bene, grazie mister. Grazie a voi.